Lei che ha conosciuto il fenomeno della mafia da vicino, quanto è ancora radicata oggi sul suolo italiano? La mafia è una realtà che ci ha preceduto anche come formazione dello Stato unitario e della Repubblica. L'abbiamo sconfitta in parte perché la mafia delle stragi, quelle che oggi ricordiamo in maniera particolare, ha provocato una forte reazione da parte dello Stato e soprattutto da parte della coscienza dei cittadini, e quella mafia l'abbiamo sconfitta. Oggi nessun nome legato a quel periodo, nessun capo mafia che ha eseguito o ordinato le stragi è vivo o è a piede libero, quindi questa è stata una grande vittoria dell'Italia, che non è solo il paese delle mafie, è anche il paese della lotta alle mafie. La mafia esiste ancora. Infatti lo stereotipo la vuole al sud, ma si può fare questa distinzione oggi? La mafia al sud esiste, è ancora radicata. La mafia più potente che oggi è l''ndrangheta, sicuramente la casa madre nella Locride o a Vibo Valentia o a Reggio Calabria, ma la mafia è in tutto il mondo, anzi la forza della mafia è questa capacità di legare l'appartenenza a un territorio col saper convivere e persino orientare la globalizzazione. Ovunque, sono anche al nord, sono anche in Veneto, sono anche in mezzo a noi. Questa è la convinzione che dobbiamo farcene, perché questo è il primo passo per combattere. E noi come cittadini nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per arginare il fenomeno? Assolutamente sì, innanzitutto conoscere la mafia, sapere che esiste, non negare la sua esistenza, non ridurla ad un fenomeno criminale comune, perché la forza della mafia sta nel piegare gli interlocutori ai propri interessi. Io porto sempre come esempio: un ladro ci entra in casa e ci porta via l'argenteria, il mafioso si fa invitare e se la fa regalare, perché questa è la sua capacità. E per questo in molti i conoscitori, gli esperti del fenomeno mafioso dicono che la forza della mafia non sta soltanto nella mafia e nella sua organizzazione, sta fuori dalla mafia, nella nostra disponibilità a collaborare, nella disponibilità della politica, della finanza, dell'economia, dei professionisti, degli imprenditori. E quindi ciascuno di noi può fare molto perché se rispettiamo la Costituzione, se costruiamo un mondo giusto e rifiutiamo il malaffare mafioso, la mafia viene sconfitta. Noi abbiamo ideato questa rassegna al fine di sensibilizzare il pubblico rispetto a un tema che è delicato e spesso scomodo da affrontare. Ci siamo messi alla prova discostandoci da quella che è la classica nostra rassegna cinematografica, andando quindi a coinvolgere enti e personalità che hanno dedicato la loro vita con passione alla lotta contro la mafia. Credo non potessimo chiudere in modo migliore questa rassegna con Rosy Bindi come ospite. Infatti noi siamo onorati e felici che lei condivida con noi oggi questo anniversario così significativo. Io per prima questa sera vivrò la serata come un'occasione per approfondire la mia conoscenza e la mia consapevolezza di un tema che troppo spesso consideriamo lontano da noi, però che ci riguarda in quanto cittadini italiani, e speriamo di aver raggiunto il nostro scopo, cioè di essere arrivati al cuore dei nostri spettatori, di aver contribuito alla diffusione della conoscenza di questo tema e di aver dato risposte, ma soprattutto di aver generato domande.